Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 17 luglio e con oggi sono 56 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. E con oggi sono anche 29 giorni che faccio contemporaneamente anche lo sciopero della fame. E anche se con oggi ho incominciato a mangiare qualcosina, anche se mangiare in questo caso è una parola molto grossa, perché in realtà ho mangiato solo qualche griglio di noce e un uovo, quindi insomma dire che ho mangiato è abbastanza impegnativo, però l'ho dovuto fare proprio a causa di questo blocco intestinale che ho avuto l'altro ieri, eh, ehm, che mi ha fatto riflettere. Ovviamente era una cosa che prima o poi doveva accadere, è arrivata prima del previsto, questo a causa del dimagrimento troppo veloce e quindi la mia paura più grossa è quella di dover interrompere questa manifestazione a causa appunto di un malore, no? E non vorrei che si ripetesse questa cosa perché è stata, devo dire la verità, terribile. E ho superato, adesso vi rassicuro che sto bene, però ecco, mi ha fatto pensare che se dovesse capitarmi un altro malore così forte, dovessi essere costretto in qualche modo svenire, e se svenissi e precipitassi probabilmente la cosa finirebbe, ma potrebbe anche finire che mi potrebbero venire a prendere e portare in un ospedale e questo comunque in qualche modo, in un modo o nell'altro si interromperebbe questa manifestazione e io non ho nessuna intenzione di interromperla. Voglio continuare ad andare avanti, voglio continuare a far sentire la mia voce dall'alto di questa gru, a raccontare quello che vedo, quello che sento, anche a raccontare attraverso di voi, perché io racconto me stesso, ma racconto voi, racconto la decadenza etica, morale, culturale di questa città a cui ci hanno fatto scendere, continuano a farci scendere, vogliono continuare a spostare questa asticella dei valori, no? A far passare tutto per normale, no? Fino a potersi permettere qualsiasi tipo di nefandezza. Ecco, è per questo che vi dico fate attenzione, no? Perché io in realtà sono appunto semplicemente la trasposizione plastica di questa loro sottocultura primitiva, aberrante, neoliberista, no? Che ci ha fatto, che è così bestiale, no? Che ci vorrebbe veramente portare a un livello bassissimo, ci vuole tenere tutti a un livello così basso, no? A far diventare normale ciò che normale non può essere per nessuna società civile, per nessuna persona con un minimo di coscienza, di vera cultura, di vera umanità. No, non questa roba qui, questa roba fa schifo. Non si può neanche guardare, non si può guardare un sindaco che si nasconde, che dice che non vuole rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla vicenda e poi si nasconde dietro dei ragazzini. E si comporta proprio come un ragazzino e offende e insulta come un ragazzino, ma di quelli da stadio, ma del peggior stadio, no? Perché sappiamo che poi questa pagina di Trieste Caffè è una pagina formata appunto da sostenitori appunto della corrente politica del sindaco, no? Ed è tutta gente ed è una pagina che ormai conosciamo a Trieste, di gente che si rapporta con gli altri esseri umani peggio che degli scaricatori di porto, no? Di una violenza verbale inaudita, di una volgarità, e è questa la cultura che questa gente vuole trasmettere, vuole far passare, no? E umilia me, ma umilia tutta la cittadinanza con questo modus operandi e questo modo di pensare, no?
Ecco, allora io oggi vorrei fare semplicemente un appello a tutte le persone che mi conoscono, che mi hanno conosciuto in questi anni, che hanno goduto delle cose belle che io ho proposto, che hanno vissuto queste cose belle in questa città, con me, con Raw Midnight prima, con la Voce della Luna dopo, che mi seguono, che mi hanno sempre seguito, che mi hanno sostenuto, che mi stanno sostenendo, no? Queste persone di ancora con questi valori vivi, no? Di coscienza, di umanità, di civiltà, no? E che li vogliono conservare. Io a queste persone chiedo di mantenere adesso mi devo tenere perché la gru comincia a ballare, che vogliono mantenere, no? Alti questi valori, no? Lo ripeto sempre, no? Non c'è bisogno assolutamente, anche se effettivamente la violenza di questa gente attira altra violenza, no? Ma non lasciamoci prendere la mano, perché alla violenza non si può rispondere alla violenza, anche se verrebbe da sputargli in faccia quando lo si incontra per strada, ma non lo fate, non serve, perché credo che ormai questo uomo si sia sputato in faccia da solo più volte con quello che sta mostrando. Semplicemente io vi chiedo, quando lo incontrate, battetegli la spalla e ditegli: signor sindaco, ora di finirla, si comporti da uomo, non da ragazzino. Lei non è un ragazzino e non si deve nascondere tra i ragazzini, e soprattutto tra i ragazzini con questa cultura, con questa violenza verbale, no? Affronti di finizio un altro uomo faccia a faccia, se è forte delle sue ragioni, lo faccia scendere e lo affronti davanti alle telecamere da uomo a uomo, no? E dica quello che ha da dire, e poi di finizio dirà le sue, poi la gente giudicherà. Tutto qui. Ma diteglielo, battetegli la spalla. Signor sindaco, si comporti da uomo. Lei non è un ragazzino, comporti da persona adulta, seria e coscienziosa, da uomo politico, sì, ma serio. Non questa roba qui fa vomitare, fa schifo. Nessuno la vuole vedere una roba del genere, no? Ecco, questo dovete dirgli. Dovete riportarlo al ruolo di uomo, di essere umano, di persona civile. Ecco, ricordategli questo, tutto qui. Ehm, E, niente, guardatevi questo tramonto. Eh, Guardate che meraviglia. Adesso c'è qualcuno che mi saluta con questa barca qui sotto. E grazie a tutti, veramente, grazie per quello che state facendo, so che molti di voi lo faranno. Abbiate coraggio, quelli che sono un po' timidi, tirate fuori il coraggio, perché adesso è ora di tirarlo, ma non solo per me, anche per voi, per tutti, per le generazioni future, perciò che i nostri ragazzi non crescano con quei valori che abbiamo visto, con quei valori così violenti, così di basso livello. Ecco, tutto qui. Vi abbraccio tutti e veramente grazie, grazie per quello che state facendo, e a domani. Buona serata e buon tramonto.